sempre il meglio di voi stessi. Vi benedico di cuore. Per sempre grazie, Papa Francesco. Il mondo dello sport continuerà a pregare per te, ma da questo stadio si levata la preghiera anche per un'anima più giovane che ci ha lasciato proprio in questi giorni e in modo improvviso. È Andrea Esposito, che giocava proprio qui con il Fossalta. Quindi una preghiera lunga, alta anche a questo piccolo angelo. A bocce ferme facciamo un commento su questo 26esimo Memorial Giuseppe Nicoli. Presidente, è andato tutto bene, per quanto sia stato un torneo un po' strano. È stato un torneo un po' monco perché abbiamo dovuto annullare, come sappiamo tutti, il 26, le gare del 26. Abbiamo avuto qualche problema per decidere come continuare. Abbiamo deciso di saltarlo così come ha fatto la Lega Nazionale Dilettanti col TDR di calcio a 5 e quindi un po' monco però sempre gradito sia dalle delegazioni che dai ragazzi, e quindi gran pubblico come sempre alla finale, gran spettacolo, perché se pensiamo che questi ragazzi, le due rappresentative finaliste, hanno giocato stamattina, hanno mangiato di corsa, sono tornati in campo e hanno dato tutto. Dopo, come al solito, io odio le finali perché c'è chi vince e ride e canta, c'è chi perde che soffre, però questo è lo sport. Lo sport presuppone sempre un vincitore e un non vincitore, però come ho detto a qualcuno che piangeva, siete così giovani che avrete tutte le possibilità per rifarlo, avrete tante vittorie davanti a voi, quindi qualche volta la sconfitta, se analizzata bene, fa anche bene, è difficile digerirla, questa sì, comunque sono giovani, dai. Chi sorride oggi Alessandro Borsetto perché dovremmo essere super partes e lo siamo, però insomma l'anagrafica gioca un suo ruolo, quindi il cuore batte per Treviso, giusto? Treviso e Venezia, perché io sono proprio al confine, no, ma sono molto contento, come ha detto Beppi, perché la manifestazione, anche se monca, è andata molto bene, ce l'abbiamo messa tutta per farla andare bene, massimo impegno da parte di tutto il consiglio direttivo e sono molto contento per questo. Poi la finale c'è sempre uno che vince e uno che perde, stavolta vince Treviso, vabbè. Ci siamo dimenticati, Ale, di ricordare che finalmente con le nuove nomine del beach soccer, sì, grazie alla iniziativa di una società e alla disponibilità del villaggio che ci ha ospitato, siamo riusciti a svolgere una manifestazione che ha avuto il gradimento di tantissimi genitori, gradimento di tutto il consiglio direttivo e dei ragazzi e ragazze che hanno partecipato. Quindi beach soccer rappresenterà un po' il nostro futuro. Sì. Abbiamo solo spiagge nel Veneto, oltre al lago, oltre a... ma abbiamo non solo, abbiamo la montagna, ma abbiamo tante spiagge, dobbiamo sfruttare anche quel beach soccer. Se noi pensiamo che il futsal era considerato poco o nulla anni fa, adesso è diventato veramente uno sport amato, sempre più amato, che porta tanto pubblico e che fa anche segnare dei risultati importanti al nostro Veneto, quindi si può guardare con un occhio di favore anche a questo. Quanto mi piace il futsal, perché ci vediamo spesso nei campi che conosciamo. Purtroppo oggi è un po' triste perché noi stiamo partecipando al torneo delle regioni in Emilia Romagna e la nostra Under 19 sorprendentemente ha perso contro un'altra rappresentativa che non ha le tradizioni del Veneto. Quindi è la nostra bestia nera, soprattutto nell'Under 19, perché abbiamo perso sia col calcio a 11 sia col calcio a 5. Vediamo un attimo, insomma, dai. Le altre invece si stanno difendendo bene, le altre categorie.